Signori, buonasera. Vi do il benvenuto a questo evento d'eccezione in quanto è sempre particolarmente importante per un'accademia come questa poter presentare il frutto di un lavoro che è durato a lungo e che grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cari Verona è stato possibile concludere e condensare in questo splendido volume che proprio questa sera presentiamo. Ritengo che sia un obbligo ringraziare innanzitutto quanti si sono adoperati per giungere al risultato. In primis il segretario accademico dottor Valsecchi, che è il curatore del progetto, e il dottor Lazzarin, che è il curatore del libro. Sicuramente aver condensato tutta questa lunga ricerca su un argomento di così vivo interesse sia naturalistico che storico in un libro ci consente di consegnare anche alle generazioni future lo stato dell'arte rispetto alla natura, rispetto all'ambiente, rispetto al mondo in cui viviamo. Nel ringraziare comunque anche tutti loro per una presenza così qualificata e così numerosa, non mi resta che passare la parola al moderatore di questa giornata, il nostro membro effettivo, dottor Giorgio Vincenzi, che prego di assumere la presidenza. Grazie. Grazie Presidente, grazie per i suoi saluti e per l'incoraggiamento che ci ha dato, perché questa pubblicazione è veramente stato un lavoro molto grosso. Questa è la pubblicazione di 250 pagine, è stato un lavoro molto grosso che ha curato in modo particolare il nostro membro effettivo Giuliano Lazzarin, ma che fa parte di un progetto più grande che si chiama I Patriarchi della Natura, alberi fantastici e dove trovarli, in cui l'Accademia ha voluto parlare anche ai giovani, alle scuole, perché abbiamo curato una serie di interventi con alcune scuole di Verona per far comprendere quanto è importante la natura e quanto è importante salvaguardare la biodiversità e gli alberi nel caso particolare. Grazie Presidente. Grazie. Allora, io direi che possiamo cominciare i lavori e avremo 4 contributi oggi. E i primi 2 saranno di Massimo Valsecchi alla mia sinistra, che è il segretario dell'Accademia, che presenterà il progetto Grandi Alberi. Poi alla mia destra c'è Giuliano Lazzarin, che è lui membro effettivo dell'Accademia, che ci parlerà di come è nato il libro e di come abbiamo censito questi alberi, questi 190 segnalazioni che abbiamo fatto di grandi alberi, e che è l'ultima ricerca che era stata fatta nella Veronese risale al 1989, e sono passati un bel po' di anni. Allora gli esemplari erano 123. Allora darei subito la parola a Massimo Valsecchi, segretario, appunto, che ci presenta il progetto Grandi Alberi. Benvenuti e benvenute, come è politicamente corretto in Accademia, a questa presentazione che conclude un lavoro che è stato veramente impegnativo anche come tempo, perché la progettazione è iniziata nel 2019, dopodiché è stata interrotta dalla pandemia e infine è stata ripresa nel 2021 grazie al finanziamento del bando Format di Fondazione Cari Verona. Quindi ringrazio per questa lunga pazienza chi ha contribuito a scrivere materialmente il libro, e inoltre le nostre 2 bibliotecarie, Camilla Bertani e Chiara Conti, che hanno tenuto insieme tutta la macchina di produzione. Abbiamo pensato di ristampare questo libro, dato che l'ultimo e penso unico testo che dedicato al tema degli alberi monumentali della provincia di Verona risale al 1988. Il titolo era I Grandi Alberi dell'area veronese, è stato edito col contributo della Giunta regionale del Veneto e è stato curato da Luciano Corso e da Giuliano Lazzarin, che quindi adesso a distanza di tempo aggiorna il suo primo lavoro. Questo volume è un segno dell'attenzione che questa Accademia, fin dalla sua istituzione,
ha rivolto al ruolo preeminente che gli alberi hanno avuto e hanno, e dal punto di vista economico, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista paesaggistico nel nostro territorio. Per marcare questo aspetto, che forse il giorno d'oggi l'aspetto economico produttivo è meno visibile rispetto ad altri anni, abbiamo inserito all'interno del volume 3 richiami storici di aspetti che legano la vita di Verona ai grandi alberi. Il primo riguarda i castagni, perché tutta la zona che ha potuto vivere di castagne nell'Ottocento è la zona che l'unica zona della provincia di Verona che si è salvata dalla pellagra. Difatti la sovrapposizione delle carte geografiche della pellagra e quella della linea di Castagni proprio si vede proprio un confine netto, e quindi chi ha potuto mangiare farina di castagne, quindi non un'alimentazione ricchissima, ma voglio dire molto più ricca, di poca polenta, voglio dire, si è salvato dalla pellagra. Noi in Accademia abbiamo lunghi studi e lunghi testi importanti a partire da Luigi Messedaglia sulla pellagra, abbiamo voluto ricordare questo aspetto. Il secondo riguarda invece la cultura del gelso. La cultura del gelso è stata un aspetto fondamentale nella grande e nella piccola economia della provincia. Le giovani donne che si sposavano costituivano la dote vendendo i bozzoli, i cavalleri, e era talmente importante questo tipo di attività produttiva che la dominazione veneziana di lato a Piazza Erbe ha inserito, la trovate fotografata nel testo, una delle bocche per le denunce anonime in cui invitava i veronesi a denunciare i loro vicini che coltivavano il gesso e tiravano fornelli, quindi facevano bollire i bozzoli per far morire il bacco e poter quindi tirare il filo, senza pagare la bolletta del dazio. Il terzo ed ultimo elemento che abbiamo inserito è la storia della strada che i magistrati veneziani hanno incaricato l'Accademia di costruire per portare il legname della Lessinia all'Adige, alla città. Non c'era la strada prima di quella che è stata progettata e poi supervisionata quella costruzione dell'Accademia, e i collegamenti avvenivano attraverso il fondo secco dei torrenti. Quindi questa è stata la prima strada che ha collegato la Lessinia con la città. Noi abbiamo questo bellissimo reperto che è grande come questo tavolo, questa carta che è disegnata in Accademia, che dimostra tutti quanti i passaggi di questa strada. Il bando della Fondazione Cari Verona, di cui vi dicevo prima, prevedeva una sezione didattica destinata agli studenti delle scuole medie e superiori, e quindi oltre al libro il progetto ha compreso un ciclo di 6 lezioni, di 6 incontri, di 6 visite che abbiamo fatto coinvolgendo circa 100 studenti di 2 licei che frequentavano la seconda superiore. E prima dell'inizio del corso abbiamo somministrato un questionario di valutazione che poi è stato riproposto alla fine del corso con 14 domande, tra cui una che mi premeva particolarmente, chiedeva a questo centinaio di ragazzi, poi hanno risposto in 100, se l'estensione della superficie forestale in Italia e in Europa era in accrescimento o in diminuzione. Come mi aspettavo, purtroppo il 95% dei ragazzi ha sbagliato la risposta, pensando che ci sia una continua diminuzione della superficie forestale in Europa e in Italia, mentre noi abbiamo in Europa e in Italia un ampio
accrescimento della superficie forestale. E quindi questo aspetto mi interessava particolarmente, perché su altre cose che abbiamo sondato in questi anni, la percezione che ha la popolazione di quello che succede è di un pessimismo marcato rispetto al reale. Quindi questo libro si inserisce nello sforzo consapevolmente modesto che l'Accademia sta facendo di segnalare e di discutere i problemi ambientali senza sottovalutazione dell'entità degli stessi e senza indulgenza verso atteggiamenti catastrofisti. Poco tempo fa abbiamo fatto un incontro di questo tipo sul tema dell'agricoltura e su quello che succede in agricoltura. L'impegno nostro è quello di valorizzare la necessità di formare un'opinione pubblica dotata di conoscenze tecnicamente fondate e criticamente consapevoli, dato che siamo memori dell'insegnamento di Karl Popper, che ci ricordava che è nostro dovere essere ottimisti. Vi ringrazio. Grazie al dottor Massimo Valsecchi, segretario dell'Accademia, che ci ha fatto appunto questo inquadramento di questo libro, che come vedete è una mole molto molto grande, in cui si divide, come dicevo, con una parte, la parte preponderante, la parte più grossa, l'anima di tutto il libro, da questo censimento fatto dal professor Giuliano Lazzarin, che appunto è membro effettivo dell'Accademia, in 40 anni di lavoro forestale, girando su e giù per le nostre montagne e anche per la parte bassa della provincia, e raccogliendo tutti i dati insieme con altre persone, ma raccogliendo i dati. Ed è uscito appunto questo elenco, che sono appunto i 190 grandi alberi, e poi all'interno di questo ci sono anche quelli monumentali, ma comunque adesso Giuliano Lazzarini ci spiegherà. Ecco, il libro porta anche un capitolo sui grandi alberi recentemente scomparsi. Ci sono anche quelli che purtroppo, oppure per incuria o per altri motivi, non ci sono. C'è anche questa parte, e poi una parte finale che è dedicata a degli itinerari per alcuni di questi alberi, perché il nostro progetto, il progetto dell'Accademia, non è finito con questa pubblicazione. Il nostro progetto è anche di immaginare, insieme con i sindaci della provincia veronese, delle segnaletiche, degli itinerari per poter far riscoprire, far rivivere la montagna e anche far riconoscere questi alberi, in modo da creare possibilmente, anzi sicuramente, un turismo che sia sostenibile, ma che sia di aiuto in modo da conservarli, perché abbiamo visto, se questi alberi vengono dimenticati, poi sono quelli anche che spariscono prima di tutti. Allora, Giuliano Lazzarini ci spiega adesso il censimento, come è stato fatto, e i punti salienti del libro. Bene, buonasera a tutti. Allora, come avete sentito dall'introduzione fatta dal collega Valsecchi, è la seconda volta Allora, dicevo, come avete sentito dal collega Valsecchi, è la provo questo, Bene. Allora, come avete sentito dal collega Valsecchi, è la seconda volta che mi interesso di censire gli alberi dell'area veronese, concretizzando il mio lavoro in una pubblicazione. La prima volta risale alla seconda metà degli anni '80. In quel tempo avevo realizzato un articoletto per i quaderni culturali della Lessinia, era intitolato I giganti arborei della Lessinia. Io ho sempre avuto una particolare attenzione per i grandi alberi, me ne sono sempre interessato. E scrissi questo articoletto e attraverso di esso ebbi modo di venire a contatto con Luciano Corso, un intimo amico, attivista del WWF. Fu lui a mettersi in contatto con me
ed ebbe l'iniziativa di presentarmi un progetto che aveva in ballo il WWF di censire i grandi alberi del Veneto e mi chiese di collaborare per quanto riguardava il censimento dei grandi alberi in provincia di Verona. Accettai, mettendo insieme i dati che io avevo raccolto con i suoi. Ne venne fuori un lavoro che poi venne alle stampe grazie alla Regione del Veneto, in cui erano censiti 123 alberi monumentali. Non era un censimento completo, anzi, alcuni alberi li avevamo depennati perché era nostra intenzione di lì a qualche anno fare un aggiornamento, un secondo volume che poi invece non si è concretizzato. Sono passati più di 30 anni. Nell'arco di questo tempo, nello svolgere il mio lavoro professionale di tecnico forestale, ho sempre avuto l'attenzione, l'interesse, la curiosità che via via che mi giungevano delle segnalazioni oppure incontravo sulla mia strada qualche grande albero, me ne prendevo nota, scattavo, se avevo la disponibilità della macchinetta fotografica, qualche fotografia e pian piano accumulavo informazioni, accumulavo dati che tenevo ordinatamente in una cartella che col tempo andava sempre più incrementando il proprio spessore. Un paio di anni fa mi contatta l'ingegner Sciarretta qui dell'Accademia per dirmi che era nei programmi dell'Accademia redigere un nuovo censimento e mi ha convinto nel farmi coinvolgere e nel partecipare attivamente a questo nuovo progetto. E il risultato di questa iniziativa è quello che vedrete su questo volume. Sono 190 grandi alberi, io non li chiamo monumentali, perché il criterio di monumentalità spetta al Corpo Forestale dello Stato. E il Corpo Forestale dello Stato, attraverso alcuni suoi delegati, che vaglia le diverse segnalazioni e sceglie tra queste quelle che sono meritevoli di essere ritenute dei monumenti di interesse nazionale. Premetto, c'è una certa soggettività in questa scelta. Io stesso dico che nel scegliere gli alberi che sono contemplati in quel volume ho espresso una mia soggettività, perché è vero, il grande albero deve rispecchiare determinate dimensioni, ma non bastano solamente quelle. Ce ne devono essere anche altri elementi che lo valorizzano. L'interesse paesaggistico, quindi il ruolo che un albero può avere nel contesto di un determinato luogo nell'avvalorare il paesaggio. Ci può essere l'interesse scientifico, l'interesse storico, se magari negli immediati dintorni di un albero si sono verificati degli episodi storici di una certa rilevanza. Comunque, a parte tutto questo, 190 alberi sono un numero non indifferente. Ci sono tutti? No. Non è un inventario che copre il 100% dei grandi alberi del territorio veronese. A un certo punto si è dovuto decidere di dire fermiamoci, va bene, altrimenti un lavoro di questo tipo a me sembra che sia un lavoro infinito. Va bene, primo perché un territorio, per quanto ci si impegni, non lo si riesce mai a perlustrare nel modo capillare come si dovrebbe fare per far emergere tutti gli elementi salienti del territorio. E poi non dimentichiamo
che ci sono molte aree private, ci sono molti parchi, molti giardini che serbano un patrimonio arboreo non indifferente. E su questo io ho fatto una scelta, va bene, nell'includere alcuni alberi in proprietà privata che magari si riescono a intravedere passando davanti al cancello di una villa, ad esempio, ma alcuni logicamente li ho omessi. Io sono convinto che da questo lavoro ci sarà modo per gli esperti di estrapolare delle informazioni che potranno arricchire l'inventario nazionale degli alberi monumentali. Ad oggi in provincia di Verona ne sono segnalati 32 e io sono convinto che dopo questa pubblicazione il numero di 32 andrà in crescendo. Non so dirvi di quanto, ma sicuramente se ne aggiungeranno di nuovi. Ci sono alberi che sono molto importanti dal punto di vista scientifico. Mi viene da fare un esempio. L'esempio potrebbe essere quello della Quercus crenata che si trova alle Valdoneghe nei dintorni di Caprino Veronese, anche se la pianta cresce in comune di Rivoli, ma lì si passa vicino andando dal casello autostradale di Affi in direzione di Caprino. Quella lì è una pianta che nel precedente censimento non l'avevo inclusa, una di quelle che avevo tenuto da parte nel dire ma se facciamo un secondo volume teniamo qualche albero saliente in modo che gli dia una certa importanza. Questo è un albero che già agli inizi del 1800 era un grande albero segnalato da Ciro Pollini nella Flora del Veronese e addirittura questo esemplare era stato classificato dal Pollini in una forma non del tutto corretta, ma a quel tempo, e lo è tutt'oggi, è una pianta di estrema importanza, di estremo valore scientifico. E io sono convinto che dopo questa pubblicazione questo è un albero che rientrerà tra quelli monumentali di interesse nazionale. Poi ce ne sono altri, ci sono dei tassi, numerosissimi faggi. Proprio su questa specie mi voglio soffermare un attimo. Perché? Perché noi in Lessinia abbiamo un patrimonio di grandi faggi come in poche altre aree delle Prealpi. Mi verrebbe da dire, non c'è una malga del Veronese che nel suo perimetro non abbia qualche esemplare di faggio di carattere saliente. Va bene. Allora, nel capitolo che riguarda l'Alta Lessinia, nella parte introduttiva, comincio nel dire, a volte rifletto sul fatto che nello stemma del Parco regionale della Lessinia non sia stata inserita la sagoma di un grande faggio. Perché? Perché è uno degli elementi salienti che valorizzano e avvalorano appunto il territorio lessinico. Nel testo, soprattutto nell'ultima parte, ho voluto aggiungere alcuni capitoli più specifici per puntualizzare alcuni aspetti collegati ai grandi alberi. Ad esempio un capitolo che parla del grande albero, un ecosistema complesso, in quanto i grandi alberi sono habitat e nicchia ecologica per tantissime altre specie, muschi, licheni, invertebrati, che veramente costituiscono un mondo di una ricchezza di biodiversità come poche. Poi ho aggiunto un capitolo in cui si parla del dinamismo che caratterizza questi censimenti di grandi alberi. E qui mi voglio soffermare un attimo, perché una delle cose che mi ha più colpito nel maturare questa esperienza, nell'aver fatto un censimento 35 anni fa e nel ripeterlo adesso, è stato quello di constatare
che addirittura un 26-27% delle piante che avevo censito in precedenza adesso non ci sono più. A me è sembrato una percentuale elevata, però, ripeto, non esistono confronti, nel senso che non abbiamo altri censimenti che a distanza di tempo mi permettono di mettere sui piatti di una bilancia quello che era prima e quello che è l'adesso. C'è un fatto ulteriore che a me desta della preoccupazione, il fatto di aver constatato che negli ultimi 10 anni il decremento di grandi alberi si è fatto in un certo qual modo più rilevante. E una cosa mi ha particolarmente colpito l'estate scorsa, quando ero stato nei Colli Morenici a fare un giro e avevo avuto modo di fotografare un grande esemplare di Celtis di Bagolaro di fronte alla chiesetta di San Rocco in comune di Sona. Bella, una bellissima pianta con una chioma enorme. Fatalità, dopo neanche un mese mi è capitato di ripercorrere la medesima strada e passare davanti allo stesso luogo. Cosa che mi ha colpito di più è stata quella di vedere la facciata di questa chiesetta medievale pienamente illuminata dal sole. Non l'avevo mai notata così luminosa. Di lì a poco mi sono accorto che il grande albero che gli cresceva davanti non c'era più. E l'ho visto lì schiantato al suolo. E questo veramente è una cosa che mi ha colpito. Ma non è l'unico. Allora ho fatto un po' mente locale, ho pensato, ma guarda, in questi ultimi anni è venuto meno il grande cipresso che si trovava in Valpolicella, Villa Ravignani, il grande cipresso che si trovava poco dopo l'ingresso di Giardino Giusti, un grande tiglio, anche quello schiantatosi nel corso di quest'estate, che avevamo in prossimità dell'entrata del parco pubblico di Villa Bernini Buri. Questo Bagolaro che appunto dicevo poc'anzi. E allora questo mi fa riflettere, ma questi alberi che hanno saputo affrontare situazioni climatiche mutevoli, perché sono alberi che hanno 100 e più anni. I cipressi sicuramente parliamo di qualche centinaio di anni. Adesso nel giro di poco tempo li vediamo schiantarsi, spaccarsi da questi eventi meteorologici estremi. Questo è qualcosa che mi ha dato molta preoccupazione e mi domando cosa sarà negli anni a venire. Riusciranno questi alberi a mantenersi perché li possa ammirare quelli che saranno i nostri figli, i nostri nipoti e chi verrà nelle generazioni future? Questo è un grande punto di domanda. Io ho espresso il mio punto di vista, purtroppo dico forse pessimistico, però è quello che mi sento di dire, è quello che provo dentro me stesso. Io spero che questo lavoro possa avere una sua utilità. Ci presenta una situazione attuale, magari tra 30-40 anni ci sarà qualcun altro al mio posto che continuerà il lavoro, che continuerà la ricerca e magari arricchirà ulteriormente l'elenco che lì compare. Grazie per l'attenzione. Grazie Giuliano. Io credo che fra 30-40 anni l'Accademia sarà sempre qui a fare il prossimo volume e a raccogliere anche nuove segnalazioni e per continuare questo lavoro che è importantissimo. E l'Accademia, come ricordava anche Massimo Valsecchi, da anni lavora sulla questione della biodiversità e per quanto riguarda anche gli alberi. Ecco, aggiungo solo una cosa a quello che ha detto Giuliano Nazzarin, è che
all'interno del libro sono state, è stato diviso in fasce, in aree geografiche, no? È stato suddiviso in aree geografiche per poter poi andare a vedere questi alberi e catalogarli. E c'è il Monte Baldo, l'Alta Lessinia, Media e Bassa Lessinia, Bassa Valle Lagarina, Basso Garda e Colli Morenici, Basse Valli e Alto Agro Veronese, Basso Agro Veronese e Verona città. Queste sono le 7 schede, diciamo, geografiche che abbiamo suddiviso il lavoro, perché dovevamo dare una logica a quello che stavamo facendo. Poi all'interno del volume ci sono anche, la gran parte è fatta appunto da Giuliano Lazzarin, poi ci sono anche 3 contributi. Uno è di Luciano Butti, che parla della tutela dei grandi alberi nella legislazione. È un articolo molto interessante che delinea in questo momento quali sono le salvaguardie che hanno gli alberi monumentali e come rientrano nella legislazione italiana e recentemente anche nella Costituzione. Poi c'è appunto un mio contributo tra difesa della biodiversità e turismo sostenibile, è quello che vi dicevo prima, anche perché si può fare un turismo sostenibile legato ai grandi alberi. E poi c'è un altro contributo di Massimo Valsecchi che parla di una medicina chiamata albero. Ecco, su questo aspetto però pregherei magari Massimo di dire 2 parole su questo capitolo perché è importante. Ma ecco, scrivendo questo contributo a questo libro, la cosa che mi ha colpito è questa che vi racconto. Nel 1998, quindi passato qualche anno, il Dipartimento di Prevenzione ha formulato una proposta formale al Comune di Verona per trasformare in un grande parco il parco ferroviario centrale città di Smesso. Abbiamo ovviamente corredato questo tipo di proposta che facevamo con una ricerca bibliografica importante per valutare quali erano i dati che forniva la letteratura scientifica qualificata sui risultati delle ricerche relativi al rapporto tra verde, non alberi, verde complessivamente e salute. E avevamo elencato una decina di lavori buoni che sembravano solidi. Mi ricordo in particolare uno fatto nella città di Tokyo, era del 2002. E sono andato a rivedere per fare questo contributo per questo libro e ho trovato una quantità di dati consolidati, quindi passati per il controllo di referee, su questo argomento impressionante, tra cui la cosa che cito nel libro del 2019, una meta-analisi, cioè uno studio complessivo che ha raccolto 9.000 indagini epidemiologiche considerate solide. La cosa che è impressionante, al di là del numero enorme e della congruità dei risultati di questo tipo di ricerche, è che mentre nel 2000 noi avevamo dati solidi sul fatto che avere verde a disposizione migliorava la salute dal punto di vista di alcuni settori specifici, il diabete e il cardiovascolare, che è la principale causa di morte e di patologia della popolazione. Questa meta-analisi invece del 2019 dimostra che c'è una diminuzione statisticamente correlata con la distanza da dove abita la popolazione a dove c'è verde, voglio dire, per tutte le cause di morte. E la cosa singolare è che non abbiamo mica idea del perché. Cioè, per alcune cose, ad esempio il tumore alla mammella, la diminuzione del tumore alla mammella, chi fa attività motorica diminuisce rispetto alla quota di popolazione che non fa, quindi può essere correlata all'obesità, quindi possono essere dei confondenti. Ma sul cardiovascolare sappiamo con precisione come funziona, sul diabete sappiamo con precisione come funziona questa cosa qua, ma una diminuzione complessiva della mortalità è una cosa che ancora non capiamo in tutte le sue radicazioni, usando questo termine botanico,
Sicuramente c'è ancora molto da studiare e sicuramente c'è molto da scoprire ancora nel tipo di rapporto tra gli umani e gli alberi. Grazie, e mi sembrava doveroso dire anche questa cosa. Adesso la giornata prosegue, abbiamo 2 ospiti, abbiamo invitato due personaggi, 2 amici che verranno a completare questa nostra presentazione sul libro Il Grande Albero. Allora chiamerei a sedersi qui con noi anche Sergio Guidi, che è presidente dell'Associazione Patriarchi della Natura. Sì, Sergio, ti metti qui che poi hai il computer. E poi anche Daniele Zovi, che è già generale di brigata del Comando Carabinieri Forestali del Veneto e anche un noto scrittore. Ah, perché vuoi vederle? Vabbè, sì, giustamente. Vabbè. Allora cominciamo con Sergio Guidi. Allora, come dicevo, Sergio Guidi è presidente dell'Associazione Patriarchi della Natura e Sergio Guidi ha lavorato anche, tra l'altro, col Consiglio Nazionale di Ricerche di Bari per la valorizzazione e la conservazione del germoplasma di vecchie varietà fruttifere e alberi monumentali. L'associazione di cui è presidente nasce nel 2006 e ha effettuato del monitoraggio degli alberi monumentali in Italia e anche ha fatto un archivio dei patriarchi arborei d'Italia che viene periodicamente aggiornato dall'associazione. Ecco, loro hanno fatto anche recentemente un censimento sui patriarchi della natura, così l'hanno chiamato, e hanno individuato in Italia più di 13.000 esemplari, ma in questi 13.000 loro comprendono anche una cosa che nel nostro libro non tocchiamo in maniera particolare, che sono gli alberi da frutto, no? I grandi patriarchi degli alberi da frutto, che poi sono quelli che hanno portato alle specie, alle varietà che ora abbiamo, per cui hanno fatto un complesso grande di 13.000 esemplari. Allora, chiediamo tanto di spiegare come funziona l'associazione, cosa fa l'associazione ed il censimento che hanno fatto loro, ma anche qual è il ruolo che hanno gli alberi monumentali, o comunque i grandi alberi, per la biodiversità della natura. Ok, grazie. Buonasera a tutti. Intanto volevo ringraziare l'Accademia per questo invito e per questa opportunità di fare conoscere un po' qual è l'attività di questa nostra associazione che chiamiamo Patriarchi della Natura in Italia, perché abbiamo anche qualche collaborazione, diciamo, all'estero, soprattutto in Francia e in Spagna, dove anche lì ci sono dei ricercatori che lavorano sempre sugli alberi monumentali. Dunque la nostra associazione è nata nel 2006, quindi è abbastanza giovane, però i soci fondatori, infatti quando Lazzarin parlava mi veniva in mente i nostri inizi, che eravamo solo alcuni agronomi naturalisti che andavamo in giro per la Romagna a cercare questi alberi solo per l'aspetto estetico. Poi abbiamo scoperto che invece questi alberi hanno un valore molto ma molto più importante, che non è solo quello dell'imponenza e magari anche della specie botanica, sono tutte le funzioni che hanno questi alberi. Dicevo, nel 2006, oggi noi siamo riusciti a mettere in piedi una rete di collaboratori nelle varie regioni d'Italia e grazie a questa rete abbiamo potuto arrivare a censire, a mappare questi 13.000 esemplari, perché molti abbiamo ricevuto segnalazioni, ma poi mandiamo i nostri referenti a vederli, perché le segnalazioni spesso sono fuorvianti, magari persone immaginano alberi che per noi sì, sono magari, come dire, centenari, però non hanno il valore che ci aspettiamo e magari anche sulle misure poi succede di tutto. Quindi grazie alla nostra rete queste piante, la maggior parte di questi alberi noi li abbiamo visitati. Quindi dicevo, nel 2006 è nata l'associazione, oggi noi gestiamo questo archivio e soprattutto la nostra attività è suddivisa in 2 grandi settori. Va avanti. Ecco, ok. Dunque, i 2 settori sono patriarchi della natura, sarebbero i capostipiti dei boschi e delle foreste, quindi le piante monumentali forestali, parliamo soprattutto di querce, tutte le specie di querce, pioppi, olmi, salici, tutte piante che costituiscono appunto i boschi. L'altro grande settore è quello dei patriarchi da frutto, che sono quelle piante capostipiti dell'agricoltura tradizionale delle varie regioni d'Italia.
Ecco, perché noi consideriamo le piante monumentali importanti? Per tanti fattori. Innanzitutto immaginate che un albero che sia arrivato anche a solo 200 anni, come questo ficus, che è un monumento enorme che si trova appunto presso l'Orto Botanico di Palermo, ma un albero di 200 anni vuol dire che ha superato 200 estati, 200 autunni, 200 inverni, ma questi inverni ci sarà stato sicuramente quello più freddo, quello più umido, il vento, tempeste, eccetera, quindi nel suo DNA c'è qualcosa di particolare. Lo stesso discorso noi lo paragoniamo agli esseri umani. Un uomo di 105-110 anni viene studiato, analisi del sangue, di tutto. Noi dovremmo fare la stessa cosa, perché probabilmente il segreto della longevità è negli anelli del legno. Lì ci sono tante informazioni che noi dovremmo prendere. Pensate ad esempio nel Pollino, noi abbiamo degli alberi millenari dove vengono degli studiosi americani, e questi sono alberi unici che derivano praticamente da quando si è divisa l'Italia dall'altra parte dell'Adriatico, e questi sono rimasti, ma sono piante che sono ad alto rischio di estinzione, non solo per il numero di piante. Pensate che con i cambiamenti climatici, noi proprio in Basilicata abbiamo un amico che sta studiando, un nostro collaboratore, sta studiando i pini loricati, si sta accorgendo che questi alberi continuano a fruttificare, ma la fertilità di questi pinoli è sempre di meno. Quindi queste piante, e questo, quello che diceva prima il dottor Lazzarini, io lo condivido pienamente. Anche noi abbiamo notato le stesse cose, negli ultimi 15-20 anni sono morti molti patriarchi, e noi cosa cerchiamo di fare? Quelli che vediamo che cominciano a deperire, vogliamo intervenire per cerchiamo di salvarli. Qui c'è un esempio chiaro, vedete, qui c'è una quercia, ed era la quercia più grande dell'Abruzzo. Questa è una foto di solo 5 anni fa, fatta in febbraio. Febbraio purtroppo non c'erano le ghiande, non le abbiamo potute raccogliere. La nostra socia è andata nel mese di agosto, dunque febbraio la pianta era a posto, mese di agosto era già stesa a terra. Questo è un albero estinto che nessuna tecnologia ci potrà ridare. Quest'altra invece è una pianta molto interessante, viene dalla Puglia, è una quercia spinosa che di solito è un arbusto, ed è l'arbusto sul quale vive la cocciniglia che già i romani utilizzavano per colorare le tuniche romane. Quest'albero era caduto a terra, ce lo hanno segnalato, noi abbiamo mandato una lettera al comune, al corpo forestale, sono andati, l'hanno riaddrizzata, l'hanno potata, sistemata, e i bambini della scuola andavano al pomeriggio, ognuno in bicicletta, ognuno portava la bottiglia d'acqua per annaffiare la pianta. È una cosa curiosa, perché poi quando si mettono in moto queste cose la gente è veramente attenta. Questo ad esempio è un altro olmo che a me dispiace moltissimo, era a Campagnolo Emilia, vicino a Reggio Emilia, e anche questo non l'abbiamo potuto salvare. Io l'avevo visto tra l'altro in fioritura molti anni fa, e solo 10 o 12 anni fa crollato a terra, la pianta sembrava che stesse benissimo. Questa invece è un'operazione che è riuscita, Patriarchi da frutto. Voi vedete, questa è un'immagine esattamente del 2008, e sono io vicino all'albero per dare l'idea della dimensione. Era il melo più grande e più vecchio d'Italia, 230 anni era datato come stima, e qui noi di solito facciamo delle stime, non andiamo a fare carottaggi perché ci interessa sapere più o meno l'età, ma se anche ci sbagliamo di 10-20 anni non è che succeda chissà cosa. Qui vedete invece 2 anni fa, per la giornata mondiale della terra, abbiamo donato al proprietario, che è questo signore, e questo signore è il vicepresidente della nostra associazione, abbiamo donato la piantina perché avevamo notato che iniziava a seccare i rami. Allora siamo intervenuti prima prendendo il materiale genetico, riproducendo il gemello, quindi la piantina che è qui ha 100% il DNA di quell'altra pianta. Questo è un lavoro secondo noi che sarebbe addirittura da espandere, perché noi non è che riusciamo a fare tutto. Questa addirittura è un'altra opera che ci riempie di orgoglio, perché addirittura oggi il figlio, questo è da seme, vedete questo piccolo cipresso, oggi l'abbiamo donato a Papa Francesco ed è nei giardini, non nei giardini vaticani, ma nelle ville pontificie a Castel Gandolfo. È una pianta già di 8 metri, perché questa è una cosa già di un po' di anni fa. Ecco, vedete qui, non è che abbiamo un archivio molto organizzato, c'è un po' di confusione, però l'abbiamo diviso in 2 parti, la nostra collezione nazionale di alberi, divisa, come ho detto prima, in 2 filoni: patriarchi della natura, tutte piante forestali; patriarchi da frutto, i capostipiti della frutticoltura. Qui è presso il vivaio di un nostro socio, questo invece è presso un'azienda agricola dove c'è un po' più di confusione. Però le piante hanno tutti i cartellini.
Poi in Emilia Romagna quello che noi abbiamo fatto è una cosa abbastanza particolare, perché siamo riusciti a fare una rete, li chiamiamo giardini, ma in realtà sono delle banche genetiche dove conserviamo i gemelli delle piante da frutto più antiche. Questo è sicuramente quello più curioso, perché è legato a Tonino Guerra, che ha voluto realizzare quest'opera che si chiama La Cattedrale delle Foglie, 7 foglie in acciaio corten, a scopo solo chiaramente estetico, però in questo giardino a 200 metri dall'acqua del mare sulla sabbia vivono piante da frutto, perché sono piante antiche, perché un uomo, l'agricoltore del 1800 non aveva tanti prodotti, è ovvio che le piante che doveva coltivare dovevano essere produttive, i frutti si dovevano conservare a lungo, ma soprattutto dovevano essere piante resistenti che non si ammalavano, perché lui non aveva tanti prodotti a disposizione. Quello che vedete qui addirittura è il mandorlo di Tonino Guerra, cioè io quando lui ci ha lasciato, dal suo giardino di Pennabilio ho preso una marza del suo mandorlo preferito, infatti lui abitava questa casa che si chiama la Casa dei Mandorli e abbiamo fatto l'innesto. Questa pianta noi la chiamiamo il respiro di Tonino, perché lui stava seduto sotto quell'albero, quindi la sua anidride carbonica in qualche modo c'è finita su quell'albero. Ecco, e queste poi sono un po' le, come dicevo prima, le ricerche suddivise fra patriarchi della natura, conservati per tutte le funzioni idrogeologica, ecologica, estetica, ma soprattutto le piante, noi le definiamo, quelle forestali, le armature della terra. Noi abbiamo alberi che arrivano a 30 metri di profondità, immaginate quanto terreno riescono a contenere. Con i problemi che abbiamo avuto in Romagna nel mese di maggio scorso, con le frane e le inondazioni, avessimo avuto più patriarchi nei punti giusti, piantati nel momento giusto, seguiti, perché non basta dire piantiamo alberi, Lazzarini lo sa bene, bisogna dire li piantiamo ma li dobbiamo anche seguire per un po', dopo loro vanno da soli, perché siamo noi che abbiamo bisogno di loro dopo stanno bene anche senza di noi. E poi ci sono quelli dell'agricoltura, questa è la nostra rete, vedete, quasi, non dico tutte le regioni, ma buona parte abbiamo, grazie a questi collaboratori, questi piccoli giardini, in alcuni casi sono solo delle aiuole con una decina di piante, però sono tutte piante che derivano da alberi monumentali. Alcuni di questi addirittura sono alberi le cui piante madri sono estinte, quindi il DNA, una volta che questi fanno i frutti, le potremo anche riprodurre, perché per noi queste sono le piante ideali per ricostituire boschi e foreste, perché io da queste piante ho garanzia di resistenza, longevità, rusticità, adattamento al territorio. Questi sono alcuni giardini invece molto importanti per la nostra attività. Questo che vedete qui è a Roma, si chiama Giardini dei Patriarchi d'Italia, sempre questi però patriarchi da frutto, c'è un albero per ogni regione, è presso la Villa dei Quintili, che è una villa romana, siamo sulla Appia Antica, e questo l'abbiamo inaugurato nel 2011, le piante stanno benissimo, producono tantissimo, però lì c'è il problema che sono i corvi, cornacchie, anche perché noi non facciamo trattamenti e lo dimostriamo. Immaginate che un turista che va in spiaggia a Cesenatico vede le pere e le mele sulla sabbia, insomma, uno si chiede, dice, ma come fanno a vivere queste piante? Eppure vivono benissimo. Quest'altro abbiamo fatto questi giardini di marzo per Mogol, questo è il giardino di Albano dove io ero proprio pochi giorni fa, che inaugurerà il mese di maggio, è un giardino molto particolare che ha la forma del sole, che è la sua canzone, con 24 aiuole, che sono le 24 ore, ogni aiuola c'è un albero. E per il Veneto abbiamo una susina curiosissima, che è la susina Succhetta, che ci ha fatto avere Vivaio Mezzoli, che è nostro socio, perché è legata al Redentore, storia di Venezia, è una susina gialla particolare. Ecco, qui invece abbiamo realizzato presso i Giardini Vaticani questo piccolo frutteto del Papa, sono 8 piante, però piante molto particolari. Pensate che il primo è un susino che matura già a metà giugno, susino San Giovanni. L'ultimo è il fico, che si chiama fico natalino, che fa i fichi veramente a Natale, arrivano a Natale. Quest'altro invece è il famoso olivo del Crisma, queste olive bianche, che un nostro socio ha recuperato, pensate, in Calabria, e l'abbiamo donato a Papa Benedetto XVI, un po' di anni fa. E poi noi facciamo manifestazioni, vedete, abbiamo queste tele stampate a ruggine con le frasi di Tonino, abbiamo esposto, queste sopra sono in spiaggia, sotto siamo a Brescia, nella piazza centrale, e poi vedete alcuni alberi che questi veramente sono un patrimonio della collettività anche quando sono in aree private. Questi alberi sono la storia, le nostre radici, la storia dell'uomo. Quest'albero è datato 3400 anni ed è l'olivo di Lourdes, è il candidato quest'anno al concorso, vota l'albero più bello d'Europa,
2 anni fa era il platano di Curinga, e questo è il famoso castagno di 100 cavalli. Adesso faccio vedere 2 o 3 immagini. Ecco, il platano di Curinga noi l'abbiamo anche riprodotto e lo abbiamo in vaso che è già alto 70 cm. Questi sono i pini loricati del Pollino. Questo è il famoso albero di Giuda. Pensate, questo è a 300 metri dal Colosseo ed è l'albero di Giuda più grande che conosciamo noi, perché dire il più grande bisogna sempre stare attenti, perché può esserci sempre qualcuno che lo trova meglio, magari più grande ancora. Pensate, in Emilia, nell'Appennino bolognese, c'è addirittura un castagno millenario che è un'osteria, dentro ci stanno 6 persone a sedere e uno si chiede: ma come fa a vivere un albero che è tutto vuoto? Lazzarin lo sa bene, la parte viva dell'albero sono quei pochi millimetri sotto la corteccia. Se noi tagliamo il cambio, la pianta può morire, ma altrimenti può avere dei problemi di staticità, ma altrimenti lui continua a vivere e questo continua a produrre. Questa è la famosa quercia che è in Toscana, la quercia delle streghe. Qui, ecco, qui siamo nel vostro territorio, ovviamente. Ho messo questi 2 alberi perché sono i 2 alberi che noi abbiamo riprodotto. Il bagolaro di Sona, che appunto Lazzarin mi confermava che anche questo non sta benissimo, qui vedete era già a cavo, e il famoso platano di Caprino, che grazie a Mattia abbiamo avuto i semi e lo abbiamo fatto nascere, che non è facile, almeno per noi, siamo riusciti a fare 2 piantine che sono già abbastanza grandi. Ecco, e poi altri alberi straordinari anche come storia, addirittura questo tiglio di Macugnaga è legato a tutta la comunità Valser, è proprio vicino alla chiesa, ha una storia, questi larici della Val d'Aosta, e questi sono i larici più antichi di tutto l'arco alpino, perché sono datati 2200 anni, e la data è certa perché uno di questi alberi era caduto e hanno contato gli anelli, perché dagli anelli si vede bene, e sono piante di 7 metri, quindi siamo a Santa Gertrude nella Val d'Ultimo. E queste sono le manifestazioni. Noi, oltre a fare questi censimenti eccetera, facciamo anche delle conferenze, convegni, e esponiamo questa mostra di tele sia fotografica ma anche di tele. Le tele per noi sono particolarmente importanti perché Tonino Guerra, che era il nostro assessore onorario, ha dato un nome a questi alberi, un nome di fantasia che è poi riportato sotto in quelle placche verdi. Però in questo caso qui siamo a Roma, abbiamo fatto anche la mostra pomologica, esponendo anche frutti degli alberi monumentali, quindi dei patriarchi da frutto. Io vi ringrazio. Grazie Sergio Guidi. Stia pure. È una relazione molto interessante che ci ha aperto tanti orizzonti e anche e soprattutto già avevamo intenzione di collaborare insieme e l'abbiamo dimostrato la volontà di fare qualcosa assieme, già da prossimamente, anche perché avendo questo germoplasma conservato di alberi monumentali, insomma, di veronesi, poterli portare di nuovo e metterli a dimora è una cosa che ci interessa molto, ma avremo anche altre occasioni per lavorare insieme, anche perché far diventare magari l'Accademia uno dei punti dell'associazione, no? Per il veronese. Certo, anzi volevo dire, per noi questi alberi è importante che siano messi a dimora, non possono stare in vaso a lungo, quindi se troviamo una collocazione ideale per noi va benissimo. Grazie ancora, grazie di essere venuto e di averci portato questo suo contributo e questa sua esperienza, grazie. L'ultimo amico dell'Accademia che abbiamo qui oggi è Daniele Zovi, che è stato generale di brigata del Comando Carabinieri Forestali del Veneto ed è anche scrittore, ha fatto parecchi libri, ve ne cito solo alcuni: Alberi sapienti, antiche foreste, poi ha fatto Le forme di cristalli, La fine dei ghiacciai e altre storie di un mondo silenzioso, Italia selvatica, In bosco, Leggere la natura su un sentiero di montagna, e sicuramente starà scrivendo qualcos'altro che poi magari ci dirà. Con Daniele Zovi abbiamo pensato di fare un altro tipo di relazione, cioè abbiamo parlato di alberi monumentali, l'importanza, ci ha spiegato Lazzarin, ci ha spiegato Valsecchi, ci ha spiegato Guidi, ma come gli alberi comunicano? Perché noi pensiamo che gli alberi siano fermi, statici, che non hanno niente, invece non è vero, perché gli alberi comunicano con l'uomo, con gli animali e gli altri vegetali. Questo è il titolo della sua relazione
e soprattutto nel libro che dicevo prima, che è molto bello, a mio avviso bellissimo, che è Alberi sapienti, antiche foreste, Daniele Zove parla anche dei sensi delle piante che interagiscono con il mondo che hanno circostante, vedono, ascoltano e si muovono anche, gli alberi si muovono, non sembra ma si muovono, poi ce lo spiegherà bene, ma anche in questo libro c'è una parte dove lui parla anche della salute e riporta nel testo riposta questo, cioè dice: in Australia all'entrata dei parchi c'è scritto per favore camminate sull'erba. Da noi è esattamente il contrario, non calpestate l'erba. L'altra cosa è abbracciate gli alberi, perché fa bene. Allora, Zovi, questi alberi hanno i sensi, parlano, si muovono, bisogna abbracciarli. Ci racconti un po' la storia? Buonasera a tutte e a tutti, grazie dell'invito in questo posto fantastico. A dire il vero mi sarei aspettato una caraffa di Amarone, ma insomma dovrò accontentarmi dell'acqua, pazienza. Per il resto tutto perfetto. Sì, parlerò anche degli alberi e dei temi che mi sono stati suggeriti, lanciati da Vincenzi, che conosco da anni, ci siamo incontrati in varie occasioni. Ma prima volevo fare alcune considerazioni su quello che ho sentito. Intanto Lazzarini è la prova che l'uomo può essere tenace, cioè uno che ha fatto un lavoro sugli alberi monumentali nel 1900, cominciando negli anni 80 e continua a farlo, è esattamente quello che tutti noi dovremmo fare con le cose che ci stanno a cuore. Cioè in Italia si nota troppo spesso che alcuni, sentieri di montagna vengono fatti, alcuni cartelli vengono messi didattici, poi l'anno dopo, 2 anni dopo, il sentiero si rovina perché viene giù una franetta, il poster che è stato messo si decompone e non c'è più nessuno che faccia la manutenzione. Ecco, Lazzarini ha dimostrato che è tenace almeno quanto gli alberi di cui parla. Cioè c'è come... osservare questi alberi è proprio, questi alberi a noi perché piacciono? Perché voglio dire, non è che abbiamo visto alberi proprio magnifici anche nelle foto di Guidi, perché molti bucati, deperienti, vecchi, il pino loricato, che è l'albero più antico d'Italia, è però mezzo morto, l'altra parte ancora sopravvive. Ma perché ci piacciono? Perché ci dicono qualcosa di noi, cioè ci dicono che è possibile resistere. Il pino loricato, cioè il pino più vecchio d'Italia, cresce nel posto più sfigato d'Italia, che è in cima al Monte Pollino, ad alta quota, in mezzo ai sassi, nel vento, nel sole fortissimo d'estate, eppure lì ci sono le piante più vecchie. È una cosa sorprendente. È una buona notizia per noi che non siamo più giovani, anche se vogliamo, perché io la vedo anche da questo punto di vista. Resistono loro, resistiamo anche noi. Siamo molto attratti da questi alberi e quindi è giusto elencarli, perché questi libri servono per il viandante, per creare curiosità, ma anche per prendere per mano uno che ha passione di natura o che si accorge che vale la pena di essere attenti al mondo che ci circonda, però non sa da dove cominciare. Bene, con questo, tra l'altro è un'ottima idea quella di strutturarlo per aree, perché uno va in un certo posto, va in Lessinia e sa che c'è come un percorso da fare. Quindi è un'opera proprio meritoria e mi premeva sottolineare il valore di chi l'ha fatta. Per quanto riguarda l'intervento di Valsecchi,
È fantastico che ci sia questo modo di leggere il territorio, cioè troviamo le castagne laddove la gente, quant'era, 100 anni fa, con la pellagra, sì, anche di più allora, è sopravvissuta. Cioè, il che significa che il nostro legame con gli alberi, noi ce lo siamo un po' dimenticati, noi uomini e donne contemporanee, ce lo siamo un po' dimenticati, siamo attratti da altro, i giovani forse anche peggio di noi se vogliamo, per certi aspetti, anche se ho visto segni molto positivi di ritorno come a questi luoghi naturali. Ecco, con gli alberi siamo un po' disattenti, cioè non sappiamo più chiamarli per nome, per esempio. Allora queste iniziative servono anche a ricordarcelo, e parlare di salute non è assolutamente sbagliato. Ora, quella di abbracciare gli alberi, quando mi chiedono ma tu abbracci gli alberi? Allora dopo un attimo di esitazione rispondo: quando nessuno mi vede, perché ho un po' di pudore. Questa è una roba, ognuno la vive a modo suo. Certamente li accarezzo, io sono sempre ho la fortuna di aver fatto un mestiere che coincideva con la mia passione, che è sopravvissuta anche alla pensione, quindi magari si travasa nei miei libri, ma oppure anche quando vado in giro nelle scuole. Ieri ero in una scuola elementare di Verona Centro, ZTL, le maestre non me l'avevano detto. E chiudo la parentesi. No, Verona, voi ridete, ma da domani riderete meno qua in centro a Verona col GS. Ho letto qualcosa di... No, durerà pochi giorni. Ecco, vado nelle scuole perché è bellissimo con i bambini delle elementari parlare di natura, cioè loro sono sempre con le mani alzate perché vogliono raccontare qualcosa o fare domande, e magari la conoscono poco. È per questo che bisogna tornare tutti nei boschi. Uno dei tanti motivi è che il bosco è un posto bello, divertente, ci accoglie a braccia aperte, non ha pericoli. Quelli che parlano dei lupi è solo perché è da secoli e secoli che noi parliamo del lupo. In tutte le favole, in tutte le prediche, i preti dicevano che lui è un buon pastore, noi siamo le pecorelle, e là in fondo c'è il demonio, cioè il lupo che le minaccia. Quindi quell'immagine si riverbera ancora, ma in realtà, anche se ci sono i lupi nei boschi, ahimè, voi non riuscirete mai a vederli. State tranquilli. Tenete il cane al guinzaglio, quello sì. Vabbè, alcune regole vanno considerate con questa novità del ritorno di questi carnivori nelle nostre contrade, ma il bosco ci accoglie e fa bene. Ecco, è stato detto, accennato anche da Valsecchi, ma io volevo aggiungere a quello che lui ha detto che nel 2022, quindi molto di recente, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, quindi un organo scientifico, d'intesa con il CAE nazionale, ha fatto una lunga ricerca che è durata un paio d'anni su in che modo si possa misurare questo fatto che i boschi facciano bene. Perché noi lo diciamo, magari lo sappiamo anche per un'esperienza diretta. Quando andiamo nel bosco stiamo meglio che stare in mezzo al traffico, vabbè, voglio dire, dirò delle cose ovvie e scontate. Il bosco ci fa bene anche dal punto di vista spirituale, ci spinge a riflettere, anche a stare in silenzio, anche a tenere spento il cellulare, ma loro volevano capire se è vero che ci faccia anche bene fisicamente, se questo bene sia misurabile. Ebbene, dopo 2 anni di ricerche fatte con gruppi di studio, cioè portando persone equivalenti, un gruppo in centro a Milano e un gruppo in bosco, per
3 ore, 2 giorni, no? E misurando la pressione, il sangue, lo stato d'ansia, così, alla fine di tutte queste indagini hanno scritto, quindi io cito solo fonti scientifiche perché altrimenti, appunto, come questa della Bracciari, gli alberi, entriamo in uno spazio altro, diverso. Io cito solo questioni scientifiche. Bene, dicono che nei boschi è stato misurato un tenore, una presenza di sostanze volatili che non sempre riusciamo a vedere e non sempre riusciamo a sentire con il nostro olfatto. I terpeni, in particolare i monoterpeni, che sono quelli più leggeri, che vanno in giro per l'aria. Voi immaginate che quando sentite odore di resina, profumo di resina, ecco, dentro quel odore, quel profumo, ci sono anche i terpeni. Bene, i terpeni tengono il livello, gli stati ansiosi molto più bassi di chi non li ha respirati. E questo benessere perdura anche dopo giorni che si è stati in bosco. Questa cosa loro l'hanno misurata e alla fine hanno dichiarato: i boschi hanno potere terapeutico. È la prima volta che un organo scientifico in Italia si pronuncia chiaramente in questo senso. Allora, questo va ad aggiungersi a tutti i benefici che la foresta ci propina, ci regala, svolge in questo pianeta. E ci interessa, questo sì, direttamente, perché altrimenti è vero, gli alberi vivono bene lo stesso anche senza di noi, su questo non c'è dubbio. Però una comunanza è possibile, un'alleanza, quello che state facendo, questo mettere da parte i semi, le plantule di alberi molto antichi, è un modo di stare vicini agli alberi, di creare una nuova alleanza, un nuovo patto di alleanza, che è quello che saremo obbligati a quella strada che saremo obbligati a infilare. Perché? Perché le strade che abbiamo percorso fino adesso ci stanno portando a un aumento della temperatura che è sotto gli occhi di tutti e ormai nel mondo scientifico nessuno la mette più in dubbio. L'aumento della temperatura crea gli sconvolgimenti che piano piano cominciamo a vedere e che non abbiamo ancora modelli per prevedere quelli futuri. Vaia, a casa mia, 5 anni fa, nel 2000, ormai più di 5 anni fa, nel 2018, a fine ottobre, ha buttato giù in 20 minuti sul solo altopiano di Asiago 1 milione di alberi. Circa 1 milione di alberi, è anche difficile da pensarlo come quantità in una piccola area come l'altopiano di 7 comuni, l'altopiano di Asiago. E venendo giù oggi, guardo sempre i boschi che attraverso, a Vaia è seguito l'attacco di bostrico, un insetto che è grande così e che non sta equiparando Vaia come danni, ma ormai in tutta la fascia colpita, quindi Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige e solo in parte in Lombardia, ormai sta arrivando al 50%, cioè se Vaia è 100 va aggiunto un altro 50% di danno da questo insetto che fa morire le piante sopravvissute. Quindi insetto che attacca solo l'abete rosso, cioè il classico albero di Natale. Quindi una lezione severa che ci parla di biodiversità. È stato detto a questo tavolo stasera, il sottolineare, ho visto anche molte specie lazzarini, che è un segno di biodiversità, cioè la biodiversità non è un concetto astratto, non è una cosa strana, è dire che le formazioni naturali, i boschi naturali a cui noi guardiamo con interesse per imparare a vedere come fa la natura quando l'uomo non ci mette le mani,
Ecco, le foreste naturali sono ricche di specie. Le foreste naturali hanno tutte le specie che possono vivere in quella fascia o su quel terreno, ma all'interno di ogni specie sono rappresentate tutte le età. Cioè troveremo la pianta vecchissima, la pianta morta in piedi, quella di 300 anni, quella di 100, quella di 50 e quella nata stamattina dal seme che è caduto. Queste strutture in Italia non ne abbiamo, cioè boschi vergini non ne abbiamo sostanzialmente. Abbiamo qualche lembo così, ma insomma, il professor Susme citava il supramonte di Orgosolo, dove la lecceta non è mai stata tagliata, un fazzoletto di terra e basta. Quello, l'unico posto dove non si hanno notizie. Sasso Fratino nelle foreste casentinesi, bellissimo bosco, ma la terza volta che i colleghi mi accompagnavano, come facciamo noi forestali, siamo molto orgogliosi dei nostri boschi, a un certo punto gli ho detto: senti, devi smetterla di chiamarla foresta vergine, perché quell'area pianeggiante un po' rotonda è un'antica aia carbonile. Dice, è vero, facevano il carbone circa 200 anni fa. Vabbè, lo perdoniamo il mio collega, dopo 200 anni il bosco si è ripreso, per carità. Poi il carbone veniva fatto solo con roba sottile, lasciavano in parte le grandi piante, quindi insomma a me piace molto polemizzare tra forestali, perché era solo per dire che proprio la foresta vergine da noi non c'è. C'è però appena in Slovenia, in Croazia, in Bosnia, ho visto le più belle in giro dove sono andato a visitarle. Ecco, questi modelli ci insegnano che la biodiversità è una cosa seria, non è una cosa teorica, perché gli attacchi dei parassiti, per esempio, riguardano solo una specie. Pensate a quello che sta succedendo in Puglia. La Puglia, io l'ho vista negli anni 70, quando da ragazzo con una tenda l'ho girata tutta. C'erano già molti ulivi all'epoca, ci sono sempre stati probabilmente, no? Ma c'era anche un'agricoltura molto ricca di specie. Ora qui non stiamo parlando di ambienti naturali, ma di ambienti coltivati, ma il puntare non tanto su un unico ulivo, ma su un'unica varietà di ulivo, ha fatto sì che quando è arrivata una roba che nessuno riesce a vedere perché è invisibile, si può vedere solo con grandi microscopi, perché è un batterio, ha fatto morire 22 milioni di ulivi in 5 anni. Quindi la biodiversità è una cosa seria, noi dobbiamo mantenere il più possibile modelli di bosco biodiversi, dovunque sia possibile, dovunque li piantiamo, dovunque entriamo per fare la selvicoltura. Per parlare di boschi, i patriarchi, partiamo dai patriarchi per parlare di comunicazione. Allora, una signora, una ricercatrice canadese che si chiama Susan Simard, che insegna tuttora al British Columbia University di Vancouver, quindi siamo nel nord-ovest del Canada, lei ha dedicato la vita a dimostrare che le piante comunicano tra loro e alla fine ci è riuscita. Io nel mio libro scrivo che le piante sono dotate di vista, di tatto, di olfatto, si addormentano alla sera, si svegliano la mattina e comunicano tra loro. Ora, non posso spiegarvi tutti e dimostrarvi scientificamente tutti questi sensi. Dobbiamo trovarci un'altra volta? No, perché... Ma della comunicazione dedicherò questi ultimi minuti che mi vengono concessi per parlare della comunicazione. La cosa ha stupito e non ha del tutto convinto ancora molti ricercatori, anche italiani, o molti professori universitari. Ma io dico, ma come possiamo credere che queste piante, che sono sul pianeta Terra enormemente prima di noi, sono arrivate milioni e milioni e milioni di anni fa
e hanno loro permesso il nostro arrivo, creando l'atmosfera, di fatto creando un'aria respirabile, creando un ambiente possibile anche per l'uomo. Bene, com'è possibile che queste piante che stanno sulla Terra da milioni di anni non abbiano imparato a comunicare tra loro? Cioè, noi ci siamo sorpresi, anche io devo dire, perché nessuno me l'aveva spiegato all'università che esisteva sta roba. Eppure Susan Simard lo spiega molto bene, perché ha fatto questo esperimento che io provo a descrivere. Voi immaginate, lei ha lavorato su boschi di abete di Douglas che sono in Canada. L'abete di Douglas è molto simile al nostro abete, l'albero di Natale, ci assomiglia molto, si può anche confondere. Però in America le specie sono un po' diverse e quindi hanno un altro nome. Allora lei ovviamente ha fatto queste prove in moltissimi posti, ripetute, eccetera. Voi immaginatevi un abete, prendete un abete, mettetelo in un sacco, come ha fatto lei. Dentro al sacco lei ha sparato l'anidride carbonica CO2, che è in atmosfera, però ha preparato in laboratorio CO2 con il carbonio radioattivo. A parte la radioattività, la CO2, la formula è quella lì, quindi la pianta l'ha respirata come respira sempre CO2, che fa il bene del pianeta, perché toglie di mezzo la causa prima del riscaldamento, CO2. Le piante la tirano dentro perché con quel carbonio e ossigeno, con quel carbonio fanno gli zuccheri, fanno il legno, fanno la cellulosa, danno l'energia a tutte le loro cellule. Quindi alimentano tutto il tronco, i rami, le foglie. La CO2 serve per quello. Prima la trasforma in zuccheri a livello fogliare e poi questi zuccheri vengono mandati dappertutto. È la base della vita, anche nostra, perché noi o mangiamo piante o mangiamo mangiatori di piante, quindi è veramente la base di questa cosa qua. Ecco, allora lei, dopo aver insaccato la pianta e fatta respirare sta roba, l'ha liberata e qualche giorno dopo è andata con il contatore Geiger, che è uno strumento che potete comprare in ferramenta. Misura la radioattività. L'ha sentita sui tronchi, sulle foglie, all'inizio delle radici, quindi ha capito che la pianta aveva effettivamente trasformato quella CO2 in zuccheri e li aveva già distribuiti sulla pianta. Poi si è spostata un po' più in là, dove c'era un gruppo di abeti di Douglas più piccoli, in ombra, un po' in difficoltà nella crescita. È andata col contatore e ha trovato la radioattività anche in quelli, come se la madre o il padre, perché a dire il vero nell'abete ci sono tutti e due i sessi, avesse aiutato i propri figli come faremmo noi, diciamo. Ma come ha fatto a trasmettere lo zucchero a quelli? Non può averlo fatto che sottoterra, perché lo zucchero è una cosa consistente, non è volatile. Poi dice, in un'intervista che ho visto registrata, mi sono allontanata di più e sono andata verso un gruppo di betulle che erano a una trentina di metri di distanza e anche lì ho trovato segni di radioattività, cioè l'abete aveva aiutato le betulle in primavera, quindi prima che formassero le foglie, e che quindi avevano bisogno di avere dell'energia disponibile. Le ha aiutate. Attraverso cosa? Attraverso una rete sotterranea fatta di radici e di funghi. I funghi che noi conosciamo sono quelli che emergono dal terreno, ma la gran parte del corpo del fungo, la parte più necessaria, più consistente, è un insieme di ife sottilissime che stanno sottoterra, che noi non conosciamo, non vediamo, se anche scaviamo le rompiamo e non riusciamo neanche a riconoscerle, perché talvolta sono talmente sottili che si sfaldano. Forse è per questo che sono state poco studiate. Non c'erano nei miei libri dell'università, ovvero si diceva c'è un'alleanza
tra l'abete rosso e il porcino, c'è un'alleanza tra il nocciolo, il carpino e il tartufo, questo si sapeva, sto citando due funghi, il tartufo e il porcino sono due funghi, un'alleanza radicale, evidentemente c'è uno scambio, i funghi potenziano le radici perché con le loro ife vanno più lontano e le piante cedono al fungo lo zucchero, perché i funghi, nessun fungo è verde, nessun fungo ha la clorofilla, quindi hanno bisogno di un altro che gliela dia, perché da soli non riescono a farsela. Ma adesso stiamo scoprendo che queste ife che avvolgono la radice la penetrano, poi camminano, arrivano a un'altra pianta, avvolgono la radice, poi camminano, arrivano all'altra pianta, avvolgono l'altra radice. Cioè, quando noi andiamo nel bosco, sotto i nostri piedi c'è una rete di comunicazione tra le piante, perché attraverso questa rete fatta di radici e di funghi, le piante mandano dei segnali tra loro e in più si aiutano cedendo sostanze nutritive. È una cosa straordinaria, perché a quel punto noi guardiamo al bosco non più come a un insieme di alberi o a una somma di alberi più arbusti, più le erbe, qualche animale, ma come una comunità complessa dove prevale quella che noi chiamiamo, con il linguaggio umano, la solidarietà. Certo, c'è anche la concorrenza, come da bambini ci dicevano che piante sono in concorrenza tra loro per avere più luce. C'è anche quella, per carità, ma prevale, stiamo scoprendo che prevale la solidarietà. E questa è la grande scoperta degli ultimi 20 anni nel mondo naturale, di sicuro. Grazie a Daniele Zovi, che vi invito anche a leggere i suoi libri perché sono veramente molto molto belli. Non ci ha spiegato perché le piante camminano, resterete con questo dubbio e dovrete comprarvi il libro, lì vi sarà spiegato perché le piante camminano. Adesso lasciamo spazio per se avete qualche domanda, se qualcuno di voi ha qualche domanda da porre a chi ha preceduto come relazioni. A proposito di comunicazione, siccome nel titolo c'era che le piante comunicano tra loro, ma comunicano anche con gli animali e con noi. Vabbè, con noi ognuno di voi mi racconterà come fa a comunicare con le piante. Con gli animali vi racconto questo. Il fagiolo borlotto, che qualcuno di voi avrà coltivato nel proprio orto, qualche volta viene attaccato da dei parassiti, da dei lepidotteri, da delle farfalle che nella loro fase di larva mangiano le foglie perché devono svilupparsi per poi diventare adulto farfalla. Allora il fagiolo borlotto manda dei segnali nell'aria che vengono percepiti dalle vespe. Le vespe scendono sul fagiolo, depongono delle uova sulla larva, quindi i figli delle vespe vivono, si sviluppano all'interno, parassitizzano la larva del fagiolo per poi diventare a loro volta adulti, quindi la larva che sta mangiando il fagiolo muore. Quindi, siccome il nemico del mio nemico è mio amico, si crea un'alleanza tra il fagiolo e la vespa. Mi sembrava giusto fare questa precisazione, no? C'è qualcuno che vuol fare qualche domanda o chiedere qualche chiarimento o non so, quant'altro? Siamo stati chiarissimi. Ecco, allora vi dirò una cosa io, allora, se nessuno... alla fine poi c'è un libro... Vi daremo anche un libro, questo libro Il Grande Albero, così come omaggio dell'Accademia e per essere stati qui con noi. Ok,
Sergio Guidi ci saluta perché deve prendere un treno. E per cui ci sarà un libro a vostra disposizione, sperando che quanto abbiamo fatto e quanto vi abbiamo detto questa sera sia stata di aiuto, e anche magari se leggendo il libro, guardando il libro, vi viene in mente che c'è qualche altro albero che ci è sfuggito, no? Magari se ce lo segnalate qui all'Accademia, poi noi vedremo di andarlo a visitare e andarlo a contattare. Grazie ancora, grazie da parte dell'Accademia, grazie agli ospiti che sono stati qui questa sera, grazie appunto al segretario Massimo Valsecchi, grazie al curatore del libro Giuliano Lazzarin, a Sergio Guidi che ci ha appena lasciato e a Daniele Zovi. Grazie, buona serata a tutti.